5.000 mi piace se anche voi amate il Napoli Creators. Questo video farà 1.500. 1.500, sì. Sì. E ciao! Benvenuti sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi voglio farvi scendere un po' la lacrimuccia. Perché? Perché come starete leggendo dal titolo e dalla miniatura, oggi reagiremo ai migliori gol del Napoli Creators del 2024. No, ci stanno. Ci stanno anche i gol miei. No. Eh sì ragazzi, vabbè, qualche cosa sicuramente ve lo siete dimenticati. Infatti rispolvereremo un po' le vostre menti. Sì, già. Sì. Allora, così. Cominciamo subito perché sono parecchie. Quanti ne sono? Quanti sono? Parecchie. Qui stiamo vedendo Roma-Napoli. Eravamo a Roma e stavamo perdendo. Mirko assist. Madre! Per Simone Crispo. Quando facevo gli assist. Io in diciamo. panchina. Esatto, ovviamente. Zitti tutti! Zitti tu. Davanti Simone al si carica contro la Roma. Credo sia uno Tre. dei gol più belli. No, Andrea dice testa. Andrea che Guarda. non gioca e dà indicazioni. No, è che c'aveva. Ma guarda il mio tocco, cioè guarda là, No, guarda. ma infatti Ma anche i tocchi di Crispo. Surdox. Bello. La pulla. Bragata. Stava pure la pulla. Questo gol di sinistro al volo è difficilissimo. Calma. Diceva calma per poi. Guarda come me la chiamo. Come si chiama la palla? Sul secondo palo. E allora, guarda. Guarda la rimessa. Esatto, ragazzi. Dobbiamo reagire perché ora era una rimessa proprio indicibile. Oh, Sbagliatissimo. Dalla quale però nasce il gol di Mirko. Bravo Giovanni! Assist e gol questa Io in partita, panchina. senza. Quando Mirko era ancora nel prime. Quando avevo 10 kg in meno più o meno. Quindi quest'anno riparte il progetto meno 10 Mirko kg. F80. Bravo Mirko, fuori bravo. gioco. Bel gol comunque. No! No! Abbiamo 25 figli, ma non si può non esultare a un gol di Roma. La goduria Da che non- questa partita in Avete poi non ragazzi. abbiamo perso più. Posso dire una cosa, Cristian di Luciata. Ma ci mangiate Aspetta, Prime, ma ci mangiate scarole. Ma lo sai il feto del mangiare dei pesci? Tanto. C'ha quel feto, così mi da casa. Lo spettacolo, no? Mamma mia. Allora signori, questo è penso Gol. il gol dell'anno. Sì. Credo, Dell'anno. Guardate qui da dove nasce l'azione. Allora, qui la Roma Fallo inesistente. Guarda il mio passaggio. diceva che era fallo. Guarda il mio passaggio, sono io quello. Signori, Io, guardate qui. Guarda. Palla di Fuse Gamer arretrata dentro per Fabio Di Mauro dall'altra parte che mi premia. Come hai fatto alzarsi pallone? Non lo so. Contro la fisica. E Sovrapposizione. poi Simone. E fa tutto lui. Mamma mia. Metto assist, Che gol. Bello. Clamoroso. Zaino. Mamma mia. Guarda, Bello. penso una delle partite più emozionanti. No, capelli avevi. Allora, io tra le top metto questa. Pure Napoli-Inter in casa quando Dario si fece male, Sciale si fece Questa è la male. partita Esatto. della rabbia. Esatto. No, ma si vede proprio la nostra faccia quando Incazzati esultiamo. neri. Qua non lo tocca proprio, Mai, ragazzi. mai. No, per il classico fallo che ti chiamano. sai. Sì. Dietro, bellissimo. Mamma mia, spettacolare. Che rimbalza all'ultimo, capito? Andiamo un po'. Allora, questa partita l'hai citata poco fa. Sì. Napoli-Inter stavamo perdendo qui, era il 24esimo fallo laterale, battuta da Patrizio. No, anda gente. Sì. Mamma mia, bello. Riprende il pallone, Patrizio. lo mette al centro per Fabio. Vabbè, l'azione, dai. Ma qua Simone la stoppa, non dire di prima. Ma no, che capo che tiene giù. Giovanni. La rabbia. Giovanni Cardi. Qui Esatto. squadra. Sì. Squadra qui. Eravamo più squadra, Andrea. No, Qua ci ho capito. No, io volevo proprio vincere. Cioè. Calcio d'angolo. E poi Fabietto sul secondo palo la insacca. Che gioco! Grande gioco, grande gioco. Opportunista. Questa è la partita della consapevolezza invece, caro figliola. Antonio. Andrea lo porta! Migliore esultanza. Un dissing con Fratino che nessuno sa. Ah, con Andrea, eh? Spiega, tanto vai. Dopo il gol, dopo l'esultanza rabbiosa, hanno esultato anche, c'era Fratino davanti. Fratino giustamente non conosceva Andrea bene e quindi stava nascendo una discussione subito placata perché Fratino capì e Andrea non si calmò perché mi buttò. Eravamo su di giri in quel momento. Mamma mia! Che ha Che fatto? puzza di merda! Chi? Allora, qui Milan-Napoli sotto il diluvio universale. Andrea! Fabietto! Andrea! Palla, tirata! Andrea! Al secondo palo! Sempre Andrea! le Ma corse. che liberazione sto gol, assurdo. Vabbè, Ah, esultanza. si a Milano, fa sta partita. Zitti. Piazza pioggia, vinto. Comunque, Ma che facessi? non mi ricordo. Vado a metterti. Però guarda, posso dire una cosa, guarda la cosa che rimpiango. Oh Matteo, guarda, non me la passa, sto da No. solo, fra, da solo. No, ha Da tirato con la solo. punta. Però la palla, guarda dove La va. palla che arriva là. Proprio Sei bello. assurdo. Qua io tra i più belli
del Napoli Creators. Stoppa e di destro, vai di Piede destro. debole. Di destro, col piede debole sotto l'incrocio. Come Simone con la Roma che l'ha fatto di sinistra, lui col destro. Clamoroso. State 3-0. vai comunque la vena, Vena sul collo. vai Vena, tu. Giova. Sì, sì. Antonio. Le sento tanto. In YouTuber che c'ho là che. Diciamo che mi stavo toccato il culo a Fabio. Tanto tu eri particolarmente serio guardando la cam. Oh, Grazie, chef. È o non è uno spettacolo? Ah, stai in macaroni a forno? Dopo assaggiamo. ma come fuori già sta. Sta a buccione. Ci sono fumato. Giovanni non mangia. Chi ce ne fotte Giovanni? Sto contando. Grazie. Ma guarda Sei in questo diretta nazionale. Guardate sto culo, guardate sto culo. 5 con Milano. sai? 6. Il sesto era questo qua. Bello. Con Simone Crispo, vabbè, ma qua stavano in bambola, infatti. Ho verso e mezzo. O Bologna è scesa come veramente. La capisci? Sì. Sono un top primato. Sì. Ma sì. Volevi fare l'esultanza di Simone. Che è il tuo idolo. Signori, cambiamo partita. Una delle più attese, non solo da parte del pubblico, ma anche da parte nostra. Il calcio di punizione di Simone Crispo, finale di ritorno contro la Juve. Boom! Vada La qui. partita del trio. Sotto Fir. E c'è l'invasione azzurra con Simone. Fa vedere ovviamente quello che non abbiamo noi. Sì, già. Sì. Fisico. Ma tu sempre con quell'esultanza da Rabbioso. da leone. C'era anche Kids, ragazzi. Perché? Con kids. Son cazzo. In diretta, in Vai, diretta. chef. Femminat. Ma stiamo a Crispo. Ma da decisione è uno spettacolo? Ma o no, non è uno certo, spettacolo? certo. La pizza scala. Oddio santissimo. Subito, Oh, ma mangia subito. Cadoro. Mamma mia. Bello, Basta. Complimenti. Tre gambe libere. No, voglio questa. No, aspetta, questa la volevo far vedere questa cosa, non è un gol. Il fatto è che giocate. No, no. La mia spinta, tipo. Vieni si va buono su. Vieni un attimo su contrasto a bolo. Vieni su contrasto, sì, chef. Lì ci sono pochi Quante soldi. grazie. Chef, fare qua. No, voi che sa che state qua? Scusate, Io? vedagli con fasulità. Ah. O vedagli una qua. Vabbè, allora comunque prendiamo subito gol da campo lunghi. 1-1 E poi- e poi che idea, Quale idea? Attenzione, Palla per Fabio Canzavir. Eccolo, è rientrato in campo. Palla deviata. Kids. Ah, no. Palla dietro. Guendosì. Oh, adesso menti. Mamma mia. Tom! Altra invasione di Antonio. Antonio! Devo che si mantiene le gambe per non cadere. No, perché mi date sempre 25 telefoni. Questa volta vi lascio fuori la paratina. Altro retroscena. E il telefono tu ci Lo scudetto, no. Oh, vero, bello. Roma! Allora, nel frattempo. A te, sei la mia Roma. A te che non sarai mai sola. Tu sei la Roma! YouTuber Summer Cup. Vai. Juve Napoli. Crispo. Vedete quando me la passate? guarda, Che spettacolo. Che visuale, io ragazzi! di tacco. Io esciare in banchina. Sei riuscito a fare questo tacco anche in pendenza, Mirka. Sì, hai visto? Secondo gol del Napoli. Simone Crispo. Vai. Da capoccio! E fratello, Mamma, che ma culo l'ha fatto. Che gol. Con GA7 in panchina, che ne Assurdo. pensi? Dove siamo arrivati in semifinale? Arrabbiato, sì. Senza Simone? Assurdo. Perché questo se ne voleva andare. Ma lo raccontiamo in retroscena. Metti 10 volte su fatta, Ti preparo la borsa! ma eravamo disastrati, Simone si era fatto male, la gente ma perché inciniamo? E che se sto veramente a borsa. Allora ragazzi dovevamo giocare. Che partita è? Ma spiegala bene Allora però. dovevamo giocare. La prima partita a mezzogiorno. La fase a gironi noi l'abbiamo passata, dovevamo giocare i quarti con la Fiorentina. Ma abbiamo passato la fase a gironi No, perché gli tutti ottavi. passano. Tutti passati. Dovevamo giocare che- contro la Fiorentina. Il problema è che Fiorentina-Napoli. noi abbiamo vinto sia con la Fiorentina e sia con l'Inter. E quindi siamo andati in semifinale. Esatto. Quando siamo rientrati in albergo, lui ha detto No, era dopo Fiorentina-Napoli io mi ero escogitato che se avessimo perso a Esatto. mezzogiorno Potevamo- automaticamente alle 2 c'era Esatto. un treno per Napoli. Esatto. E allora ci troviamo, ma porta a borzo campo e a me no, ciniamo. tu non avevi avvisato nessuno. Se ne fatta la borsa. Guarda, poi se me ne va a casa. Dopo che siamo andati in semifinale, apre la borsa e dice ragazzi non mi ero preparato. Però la No, dichiara- tipo, Enzo dice mi ritocca rimettere tutto a posto. Che non sta nata no. È perché la sera poi dovevamo stare un'altra notte in hotel. Cioè, Ah, un capitano, lo fa capire. Capitano, No, era Sciale il capitano. tenevo morbici latte. Spacci me la fa, io volevi a casa a dormire, Ma volevi. poi il morbo, mica si cura, no? Si cura il morbo. Ah, ma doveva voleva stare un mese fermo. Ma già fa, non lo
Cioè, Ragazzi, era la Summer Cup. Apri la borsa, allora. ragazzi, vi tocca mettere di nuovo tutto a posto. Ma poi, cioè, nervami in giù, 2 partite, semifinale non è che stai scondendo, perché hai perso No, tempo. alla fine volevo, ma una volta arrivato in semifinale ci credeva, ci stiamo vincendo. Lui si era fatto male, Simone si era fatto male. Chi dobbiamo chiamare? Non dobbiamo chiamare. Ragazzi, allora chiamiamo Di Mauro, chiamiamo questo, chiamiamo quell'altro. Lui, no, voglio non chiamiamo nessuno. Perché Chiamammo 3. Ci ho fatto manco questo qua, nessuno. Terzo gol. Cosa ho visto? Terzo gol del Napoli. Oh, mamma mia. Diciamo grandi anticipi. Bello, Leone che su vantaggio. Just Ron. Bello. Mamma mia, Grande tempo gol di porta. Crispino. Ma però sta keeper si Oh, ferma. mamma mia. Spallata regolare. Voglio un Napoli-Bologna via. Da qui ho detto siamo fuori dal torneo. Sì. Cao era, ma fa proprio. Ma io ero ma ci fatta a bozzo. Qua prendiamo tipo l'imbarcata 6-1. Se non mi sbaglio col Bologna. No, sei due. Diciamo tu contro J Pata. Ah, boh. Vi ricordate quando poi si girò, scattò C'è trovato. scattò Giovanni, si girò, vai giù. È imprendibile. No, c'è come si ferma Kiss? Ma io, che ci ho fatto? Cao, un loco. Vogliamo giocare? No, non lo fa vedere. No, non si vede. L'unico gol di quella partita disastrosa è questo qua. Simone Sempre Simone. Io sul secondo Fatto gol. male. Si è fatto male Fatto male, ufficialmente. Qua, Ecco detto qua, basta. Caricet, mannaggia. E caggi tu io. Ce l'ha mai. Cao proprio. Diciamo una gran traversa. Sì. Ah, lo vuoi far vedere? Ma sì. Vediamo un po'. Oh, andando pochi culo. Te la ricordavi sta traversa? Sì. Ok, Fiorentina-Napoli, le prime eliminazioni. Allora, sai qual è il fatto? Ma a parte gli scherzi. Ma che gol, Quando- Era nel prime Mamma momento. mia. Quando che cominciavano comunque a giocare così ho detto secondo me possiamo vincere perché poi questa era proprio la giornata fino alla finale. Qua ci siamo messi proprio a calcetto. Ma stavamo giocando veramente bene. E qua sì, capì, a Gittuaio, secondo me oggi Ragazzi, questa è quella con l'Inter. Ma che partita abbiamo fatto? Cioè, Sì, quella è con un l'Inter, so- vabbè. Allora ti voglio dire solo una cosa. Sì. secondo il mio punto di Il vista torneo bello è Napoli Creators. Non voi scusate. Il gol di Fabietto, Di bello Mauro centrale. potrebbe attenzione. Sì, Sì, vabbè, È fa- bravo, a me piace. Ma a Ma prescindere. no, sta chi... Oh, torna un attimo, Chi è? torna un secondo. Oh, già, noi. Ah, No, non supporto. No, è un grande Flavio Ognissanti. Allora, qua prendiamo gol da Flavio, tra l'altro. E poi chef, io qua voglio a te. Chef, minuto Allora, 3 e 46. segnava- Chef. Quasi, non segnava. Cioè, fate bene. È un spettacolo, te lo vado proprio. Sì, il peso da addosso. L'Ams. Delle critiche. Chef, poi? Ah, questo l'ho visto, Su. l'ho visto. Bello. Grande fasciatura per il morbo. Che non ce l'aveva perché c'ha 30 anni. Frate, ce l'ho il morbo. Grazie ancora a Matteo che ha creduto in me. Godo! Qual è? Quattro gol. Ma è quello che faceva Matteo. bravo. Matteo a 5 comunque è Matteo a più forte. 5 è più forte. Tanta roba. Ciao, dai, è molto veramente forte. tanta È roba. molto bravo. più forte a 5 che a 8. Sì, sì, è vero. Bravo, hai detto. Ma può dire che lì Kosh Long Enzo non c'ha Capitano mai la palla. rimasto. Ragazzi, noi No, qua ma noi siamo i più forti. alla a Summer 5 siamo più forti. Ragazzi, alla Summer Cup eravamo una delle più scarse. Frate, Di Mauro e Matthew da soli sono più forti. Ah, Sì, ma pensa se Mirko! stava Patrizio. Guarda zio Mirko! Godo! Hai fatto... Sì, ma guarda qua come esultassi. Hai dato un urlo esagerato. Guarda qua. Signori, qui invece quarti di finale contro l'Inter. Madonna. Questo gol, Fabio. Che allenatore già 7? No, voglio comunque Che partita Fabio. fece Fabio qua? Legale, Clamoroso. Fabio. No, veramente. Io non Cioè, so quello come- già a 8 è forte. Sì, ma in A Summer 5. Cup, cioè, nel senso, in questo gioco qua a 5 per me è il migliore. È imprendibile. No, pensa a Insieme noi, a la squadra Gebata. completa a 5, come cacchio siamo Insieme a fatti? Gebata è il migliore. Cioè, metti a Di Mauro e Gebata insieme a 5. Fai Di Mauro, Gebata, Matthew e un Non difensore forte tipo. non metti tira mai a- la palla. metti a Pensa alla Scialma, nostra metti- squadra più forte a 5, siamo fortissimi. beh, ma tutte le squadre là qua si mette a Chelsea, a cosa, ci mangiano. Vabbè, 5 sì. Cioè, se metti più forti mo della Summer Cup, della Super League, mo, perché purtroppo io e Giovanni giochiamo più. Andrea, Ma crea una lega nostra, un'altra squadra. una no? influencer league. Questo è il nostro secondo gol, sempre contro l'Inter. Guarda, sempre loro, guarda. Sì. Incredibile. Ma che gol Altro Fabio. Veramente. Bello, fortissimo. Cioè, a 5 vai è clamoroso Di Mauro. Non lo prendi Collina arbitrale. mai. Sì, vabbè, comunque quando in semifinale perdemmo 2-0 contro il Milan. Peccato. Si presero la rivincita del 6-1 di YouTuber League. Vabbè, ci può stare. Allora, finale terzo e quarto posto, ce la giocammo contro la Roma. E questo Quella di fu il Maromè. nostro primo gol
il mio secondo in YouTuber League. Mamma mia, che copertura. Va! Vista la maschera mi ha ricordato il pipito. Vabbè, effettivamente la movimento è kill. Ma hai fatto, vedi, Vabbè, ho protetto bene il pallone. Mo con tutto che era Simone, sì, Wolf, sta a posto. Però, bel gol. Facciamo calcio. La notte ha fatto calcio. Simo? Questo è il nostro secondo gol. È il gol di Sciale. Oh. Enzo. Se ne va via Fabio dentro. Gol facile facile. Esultanza per l'amore mio. Non ci credo. Tutti i cuori. Ultimo nostro gol. Sempre Fabio. Oh, aiuto, ci sta in ogni azione. In ogni azione Fabio. Bello dentro. E ne pensi. Ho giocato bene questa Cioè, volta. ragazzi, 1-3. qua doveva essere chiusa la partita. Non so come. Prendemmo altri 2 gol. E poi perdemmo sui rigori. Vabbè, capita, A gamma 5, fuori. ragazzi, sì. Signori, finalissima Juve-Napoli a Roma. Che goduria. Godo ancora, Era il veramente. movimento mio quando Simone sta per calciare. Vado subito là, Lì è. Andrea! Andrea! Sempre Quale là. entrata, Sempre L'uomo là. dai gol importanti. Bravo Cristiano, dillo anche forte se vuoi. L'uomo dei gol rimasti. Bravo, Andrea. Che capelli di merda. Tutti i biondi. Tutti da Lanza. Guarda me, vado là subito, Ma perché già sai che la palla può andare Sempre al là. momento giusto. Che grande. Oh, guarda il Pipega. Ha fatto- Guarda Pipega sul palo. No! Ah, poi ci No, dava non porta. Maro, Guarda Fabietto, Fabietto guarda Di Fabio. Il Mano. panico, il panico. Il panico. Passa a Per me, Mirko- passa a me, dice Simone. Sì, ma? Simone, che ti ha detto? No, mi ha detto... Che ti Stavo dicevo? là, mi ha detto segniamo. Che gol di Decimo Dio, gol dai. stagionale di Che tutto. assist di Zio Mirko. Aspetta, se teniamo significava tira. No, segniamo che c'era là. Vuoi far vedere il rigore di Rigore Salé? di merda. Di quelli di Sciare Boom Boom. Andiamo a vedere, Che fa. emozioni si prova a segnare in finale? Goduria. Goduto. Poi dopo tutto quello che era successo in finale, finalissima. Diciamo lo alzo. Cenzo, primo gol. Te la ricordavi questa skill? Primo gol stagionale, Ezio, vergognati. Allora, vabbè, mo stanno le ultime 2 di YouTuber League. Cioè le nuove, la nuova stagione, praticamente. Non ti interessa più, Andrea. Ma non vedo più la fame di prima qua, Infatti da capitano chiedo la fame. Ho la fama. Guarda. Perché comunque ci sta che... Appagato. Sai quando ce ne accorgeremo? Appena perdiamo. È appena tipo stiamo... Vabbè, come col Milan che stavamo per perdere. Là secondo me si vede pure Però la capito, fame. non perdiamo da. No, non Da lo puoi un anno, fare da questo un anno. discorso, capito? Che abbiamo Abbiamo vinto. fatto 2 vittorie. La prima quando perdevi. No, però stiamo perdendo col Milan, questo dico. vabbè, se Se perdiamo, potevamo perderemo, anche se perdere. perderemo, la prima frase di qualcuno sarà Se dovessimo perdere. Bravo. andiamo avanti. Quindi, prima giornata di questa nuova YouTuber League era Lazio-Napoli. Rimessa- Ok, Gran rimessa! rimessa via e gol di Simone Crispo. Assist. Godo. Lo danno, andò. Assist solo da... No, vedi. Dai, rimessa laterale. Questa è l'azione del Ma che secondo palla è, gol. Enzo? Gol di Enzo Costa, ragazzi. Bello, aiuto. Anche se Lorenzo secondo Costa. me... non voleva tirare, io. No, la prossima. Per me voleva Secondo me tirare. è troppo dolce per tirare. Quindi era un Era un cross. pallonetto proprio, secondo me voleva fare. Questo è il terzo gol, sempre io. Godo, perfetta. E sempre altro gol di Simone. Poi riuscite a iniziarci a battere. Bravo, Gio. 3 assist infatti. Eh sì. Gio, fai vedere quell'azione che ci ho messo mezz'ora per tirare. Da chi so. Ah, che si può male. Ah, non sta. Non lo qui. Ma che si va a scalare, Aiuto, è Bruno Neruttino. Eccolo qua. Guarda qua, io stavo da solo. E io pensavo di non stare da solo invece. Però non è manco uscita. Però non è nemmeno uscita di tanto. Vedete stoppato e è cominciato il giorno di ritorno. Incredibile. Vabbè ragazzi, sarà un buon bell'anno, dai. Comunque. Tirando le somme. Allora, ultima partita che vedremo. Milan-Napoli. Noi non abbiamo giocato, ovviamente. Reagisca a tutti i gol, non ai migliori gol. E noi abbiamo fatto solo migliori gol. Meno male. Tu, triangolo. Tu, un triangolo questo. E Bello, è bello. Mamma mia. Ragnar, che Bellissimo gol. E poi l'ultimo. Secondo me zoccola. Aspetta, Sì, sì, zoppola, sbaglio. Vabbè. Allora signori, finisce qui questa reazione ai migliori gol, cioè a tutti i gol del Napoli Creators del 2024. Gol preferito, io ce l'ho subito. Roma-Napoli, il gol di Simone all'ultimo del 4-3. Quello secondo me è il più bello e anche, non lo so, il più sentito. Non so come la già dice. Fai commentare a loro qual è stato il più bello. Per me quello col sinistro. Per me quello col io sono indeciso tra il gol di Fabio a Milano col destro 3-0 e il gol di Simone di sinistro a Roma. Per il mio gol
1-0 con la Juve. Per me il gol di Giovanni contro la Roma. Per me è il mio gol di tacco. Anche. Allora facciamo così, Potrei ragazzi. questa, sì. Sotto nei commenti scrivete voi qual è stato il più bel gol di tutta questa compilation e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao. We are! Napoli Napoli Creatos. Creatos. Buon anno! E commentate con il gol migliore.